Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esclusiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone. Il talentuoso centrocampista, alto 1,88 metri e classe 2000, è pronto a unirsi alla squadra di Antonio Conte. L'accordo prevede un pagamento di circa 12 milioni di euro al Frosinone, con il 50% dei diritti di rivendita che andrà al Milan. Brescianini arriva da una stagione molto soddisfacente a livello personale, coronata da 4 gol e 2 assist in Serie A. Nonostante le sue ottime prestazioni, il Frosinone non è riuscito a evitare la retrocessione. Il giocatore è noto per la sua flessibilità e la sua struttura fisica imponente, qualità che gli permettono di adattarsi a diverse posizioni nel centrocampo e anche in difesa. Il profilo di Brescianini è proprio quello che piace a Conte, un giocatore versatile, forte fisicamente e con un buon senso del gol. L'accordo con il suo agente, Giuseppe Riso, è stato concluso con una stretta di mano. Tuttavia, prima dell'annuncio ufficiale, il Napoli intende seguire la sua nuova politica di trasferimenti. Per ogni nuovo arrivo, ci deve essere una partenza. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa operazione? Siete entusiasti di vedere Brescianini con la maglia azzurra? E quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro centrocampo con l'arrivo di questo giovane talento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!